Benvenuti cari telespettatori, sono in compagnia del dottor Iannotta, ordinario dell'Accademia Nazionale dell'Ulivo. Lo stato di crisi ormai cronico dell'olivicoltura in Calabria, attesa anche l'importanza economica, sociale e produttiva che riveste, necessita urgentemente che questo comparto ritrovi competitività sui mercati internazionali. Competitività sembra attualmente essere la parola magica per ridare alla cultura e alle sue imprese una dignità produttiva ed economica in grado di vivere e sopravvivere a uno status di inferiorità rispetto ai più importanti produttori mondiali, Spagna ed altri. Dottor Iannotta, ci può fare il quadro della situazione attuale? Ma diciamo subito che l'olivicoltura calabrese, attraverso un momento di crisi, avendo perduto competitività sui mercati internazionali, soprattutto in relazione ad alcuni paesi, come per esempio, come citava lei in premessa, la Spagna, che ha doppiato la nostra produzione, ma ci sono anche altri paesi emergenti che ci minacciano da vicino e quindi hanno creato condizioni difficili per l'olivicoltura italiana già da diversi anni. Intanto in Calabria l'olivicoltura è molto importante perché diciamo, riveste un'importanza economica notevole, avendo diciamo, una quantità di PIL superiore a un quarto e poi occupando, diciamo, se manda la diapositiva, il regista, occupando diciamo, una larga superficie agricolo utilizzata in Calabria. Immaginiamo che l'olivicoltura ha, l'altra per cortesia, ha 170.000 ettari di coltivazione in Calabria e 130.000 aziende che rappresentano il 70% delle aziende, quindi il 70% delle aziende calabresi in qualche misura sono interessate all'olivicoltura. La superficie complessiva è oltre il 30%, quindi un terzo della superficie complessiva è utilizzata dall'olivicoltura e il PIL, come abbiamo visto, adesso in questa diapositiva è riportato un dato Istat del 38%, ma si riferisce diciamo, a periodi in cui c'erano annate di carica in media più o meno intorno al 25%. E quindi praticamente questa è la situazione. Da qui ovviamente occorre che questo comparto di così grande importanza ritrovi la competitività sui mercati internazionali. A questo proposito io vorrei anche aprire una piccola parentesi. Spesso si parla di prodotti agricoli a chilometri zero, eccetera, come uno slogan che lo mandano per tutte le circostanze. Beh, precisiamo che per l'olio questa cosa non esiste, anzi chi lo fa dimostra di essere, diciamo, di dire delle cose che riguardano l'idiozia, perché noi abbiamo l'ambizione di collocare i nostri prodotti sul mercato internazionale, magari i più abbienti possibile, e quindi chilometri molti, non chilometri zero, chilometri migliaia. Bene, volendo fare un'analisi tecno-economica, potrebbe illustrarci i punti di debolezza e i punti di forza della filiera? Sì, certamente, ma mandiamo la prossima diapositiva in cui sono un po' sintetizzate queste criticità della filiera olivicolo-olearia che riguardano diversi aspetti, a cominciare da una che diciamo, riguarda le strutture produttive, che sono strutture produttive ormai in larga misura vetuste e obsolete, quindi avrebbero bisogno di un ammodernamento queste strutture produttive. Poi abbiamo uno stato di arretratezza della coltivazione nei confronti dell'uso delle tecnologie, ma anche nei confronti delle pratiche culturali più evolute e quindi diciamo, sarebbe importante diciamo, recuperare questa possibilità. Un altro problema è legato diciamo, alle condizioni bioambientali, soprattutto adesso con questi cambiamenti climatici in cui praticamente c'è l'esplosione di molti parassiti, la pullulazione e quindi di malattie per le quali bisogna ricorrere a trattamenti di diverso genere. E quindi diciamo, sono queste criticità, oltre a quelle legate diciamo, a una criticità generale che è quella del deficit infrastrutturale che la Calabria ha, non solo nei confronti dell'olivicoltura, non solo nei confronti dell'agricoltura, nei confronti di tutte le imprese produttive. Noi abbiamo deficit infrastrutturali che riguardano la digitalizzazione,
ma anche altri aspetti, quello ferroviario, quello autostradale, quello aeroportuale, abbiamo deficit di cui poi noi andiamo a scontare. E in più ce n'è un altro di natura economico e fisico, che è la frammentazione fondiaria. Cioè l'azienda media è molto piccola e quindi non è in grado di sostenere investimenti necessari per poter effettuare queste cose. Questo penso che sia la sintesi delle criticità e quindi dei punti di debolezza. Poi diciamo, abbiamo anche dei punti di forza, legati diciamo, alla coltivazione in Calabria. Mandiamo la diapositiva per quanto attiene la questione dei punti di forza, e praticamente noi abbiamo la possibilità di avere un'alta vocazionalità del territorio calabrese alla coltivazione dell'olivo in generale, a un eccellente germoplasma olivicolo, cioè quindi al patrimonio varietale delle nostre cultivar, che sono di eccellente qualità e che ci permettono di produrre olio di altissima qualità. Poi abbiamo il regista, prego la diapositiva. Poi abbiamo altre condizioni, per esempio non solo quelle di poter fare questa qualità, ma anche quella di poterla certificare questa qualità. Abbiamo 3 DOP, abbiamo una IGP, abbiamo moltissime aziende biologiche e integrate che quindi hanno la possibilità di certificare questa qualità. Poi abbiamo altre possibilità legate diciamo, alla multifunzionalità dell'olivicoltura, perché non dimentichiamo che l'olivicoltura svolge anche altre funzioni sociali molto importanti, come per esempio la salvaguardia del sistema idrogeologico territoriale e quindi diciamo, oltre a quello paesaggistico, e altre funzioni di questa olivicoltura che rendono diciamo, una ricchezza alla nostra regione. Ascoltando queste condizioni, cosa si potrebbe fare per risollevare le sorti del comparto in termini di programmazione di interventi, magari con il supporto della Regione Calabria, che dispone anche delle dotazioni finanziarie europee di supporto agli investimenti necessari? Ecco, come abbiamo detto, diciamo, uno dei punti deboli e più importanti di tutta la filiera è rappresentato diciamo, da questa vetustà degli impianti e delle strutture produttive esistenti. Quindi andrebbero ammodernati, in molti casi andrebbero estirpati e reimpiantati. Ovviamente, considerando tutti i punti di forza e i punti di debolezza, tra cui anche la piccolezza delle dimensioni medie dell'azienda olivicola calabrese, si rende necessario avere delle linee guida di carattere tecnico su cui investire. Prego il regista di mandare anche in questo caso la diapositiva. No, è quella precedente. E allora, diciamo, queste linee di intervento dovrebbero riguardare l'ammodernamento delle strutture produttive e successivamente quelle di produrre, diciamo, un piano di sviluppo territoriale e poi supportare il tutto con questi investimenti, questi finanziamenti. Pubblici, devono essere pubblici, e in questo la funzione della Regione Calabria diventa fondamentale, sia per quanto attiene le linee tecnico di sviluppo attraverso un piano, che sia un piano olivicolo, un piano di sviluppo territoriale, comunque lo si voglia chiamare, e poi a supporto, prego la prossima, e a supporto di questi ammodernamenti che richiedono forti investimenti, ovviamente ci vogliono anche i finanziamenti. Quindi vanno fatti dei progetti inseriti nella possibilità dei finanziamenti europei, che si chiamino PSR, come in questo momento sono in atto, o che si chiamano anche, chi lo sa, nel futuro anche questi del Recovery Plan, dove praticamente possono essere fatte queste situazioni. Sarebbe importante non solo dal punto di vista economico, perché come diciamo è molto importante l'olivicoltura in Calabria, ma anche dal punto di vista sociale, per creare uno sviluppo rurale, una ruralità.
quindi un miglioramento delle condizioni di vita di tutti quelli che in qualche modo lavorano nell'ambito dell'olivicoltura, e questo è molto importante, per cui diciamo nel futuro c'è questo bivio in cui si possono fare questo sviluppo rurale attraverso interventi strutturali a lungo termine, ma si possono fare anche altre politiche diciamo nel breve e medio termine, capaci di poter generare uno sviluppo della ruralità nell'ambito dell'olivicoltura. Bene, dottor Iannotta, riusciamo a sintetizzare gli obiettivi da realizzare? Sì, gli obiettivi da realizzare, diciamo, sono quelli che in larga misura già ho spiegato, cioè la prima cosa, perché gli obiettivi in realtà sono 4 e sono l'aumento della produttività, l'aumento della qualità, la riduzione dei costi di produzione e diciamo, la salvaguardia ambientale. Questi sono i 4 obiettivi fondamentali che fra l'altro ci indica anche la politica agricola comune. Quindi per perseguire questi obiettivi ovviamente abbiamo la necessità di creare quello che in parte abbiamo detto. Secondo il mio giudizio occorrerebbe che ci fosse un piano di sviluppo territoriale per tutta la Calabria, in grado di creare le condizioni per ammodernare le strutture produttive, renderle, diciamo, con questi obiettivi, 4 obiettivi che abbiamo detto, e anche attraverso, diciamo, l'introduzione di tecnologie che tardano ad essere applicate, non solo alle tecnologie per le pratiche culturali, ma non solo. Io mi riferisco molto per esempio alle tecnologie che occorrono, che servono per il rilevamento dei dati, per il monitoraggio dei dati, quindi una sensoristica di tipo elettronico o di altro tipo che oggi sono disponibili ma che in Calabria sono usati molto poco. Grazie dottor Iannotta, in questa puntata abbiamo lanciato un appello ad aiutare l'olivicoltura in Calabria. Noi vi salutiamo e alla prossima puntata di Agricoltura. Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la rubrica di Federterziaria Agricoltura sul mondo dell'agroalimentare e dell'agricoltura calabrese. Oggi è con noi ospite la senatrice Fulvia Caligiuri, che è membro della Commissione Agricoltura del Senato, e con lei affronteremo una serie di temi che riguardano proprio l'evoluzione del mondo agricolo in Europa e in Italia e soprattutto lo stato dell'arte della politica agricola italiana in questo caso. Senatrice, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie e buongiorno a tutti quanti. Bene, allora partiamo con un tema caldo che è quello del Recovery Plan. Sappiamo che è stato appena recepito dal nostro governo, è stato inviato all'Unione Europea, ma quindi questo Recovery Plan quali sono le linee direttrici e soprattutto come incide sulla nostra agricoltura? Allora, il 30 aprile era la scadenza programmata per poter mandare alla Comunità Europea il nostro piano di ripresa e resilienza. È inutile dire che insomma, è un momento importante per l'Italia tutta e per il Mezzogiorno. Io prima di entrare nello specifico per ciò che riguarda l'agricoltura, c'è tutto un altro tema che riguarda il Mezzogiorno e riguarda l'Italia. Soprattutto noi dobbiamo capire che il piano è incentrato sul recupero strutturale, quindi tutto ciò che può venire da un recupero strutturale e da un adeguamento, diciamo così, sulla sostenibilità. Quindi non ci aspettiamo delle direttive dedicate a un comparto in particolare, ma noi dobbiamo aspettarci a una ripresa in senso di adeguamento anche dell'agricoltura e degli altri settori alla sostenibilità. Sicuramente un tema fondamentale sono le infrastrutture, che a noi come Mezzogiorno ci portano ancora più lontani dalla distanza chilometrica matematica. E sono un costo oggi per le nostre aziende. E sono un costo per le nostre aziende. Quindi che sia la Salerno-Reggio Calabria, che sia l'alta velocità, che siano altre infrastrutture che possono essere insomma inserite nel piano, dobbiamo però renderci conto che se sono infrastrutture che erano già state finanziate in altri piani, questo significa che si libereranno comunque altre somme, quindi non è solo la somma matematica, gli importi contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma sono anche altri fondi europei, i fondi di coesione e gli altri fondi che si liberano già finanziati delle stesse opere. Nello specifico per l'agricoltura,
sicuramente si punta a un'agricoltura sostenibile e quindi a un'economia circolare. E si punterà molto sulle filiere, quindi insomma noi come comparto agricolo dobbiamo farci trovare pronti e cercare di investire in filiera. Lo diciamo da anni, lo diciamo sempre che noi abbiamo bisogno di concretizzarsi nello stare insieme, quindi nel fare rete e forse questo è il momento giusto, perché insomma fare filiera significa appunto condividere un'intera linea produttiva dalla coltivazione dei campi alla commercializzazione e quindi si può fare veramente quel passo, soprattutto in alcuni comparti come l'olivicoltura, che insomma necessitano di una spinta finale. Abbiamo veramente produzioni importanti ed è un peccato non valorizzarli. Con le filiere sicuramente insomma riusciremo a strappare quel gap e poi ad accorciare quel gap e poi ad esempio la meccanizzazione. Se ci sono dei parchi macchine nelle nostre aziende agricole vetuste, il piano nazionale punta anche su questo rinnovo, così come sulla logistica, che per noi insomma è un altro punto di quelli fondamentali. Tutto deve essere collegato alla sostenibilità, quindi al di là delle somme dirette ci sono anche delle somme indirette che, aiutando in generale lo scambio di persone e di merci, la velocizzazione nei trasporti, sicuramente insomma si potrà... Saranno un valore aggiunto per la nostra agricoltura. Assolutamente sì. Beh, questo sì. Diciamo che questo ragionamento va di pari passo anche con un'altra problematica che in Calabria, in Italia in generale, ma in Calabria in particolare, spesso, se non è da ostacolo, quantomeno rallenta, che una volta che ci sono queste risorse, spesso le problematiche legate alla burocrazia e quindi alla possibilità di spendere in maniera coerente ma anche veloce queste somme, spesso contrasta con quella che è la realtà dei fatti. Quindi come possiamo agire dal punto di vista della sburocratizzazione di questo tipo di procedure? Assolutamente vero. Io qualche settimana fa ho partecipato ad un piano per il Sud, ad un incontro per il Sud fatto dal ministro Carfagna e ho coordinato un tavolo che era proprio sulla mobilità. Al tavolo erano seduti attori quali ANAS, ferrovie, porti, interporti, tutte le infrastrutture più importanti. Il grido d'allarme che veniva lanciato da loro, perché io dal canto mio dicevo voi siete attori e dovete farvi trovare pronti ad aiutarci a superare il gap nel mezzogiorno. Dal canto loro rispondevano che erano pronti ad accettare la sfida, perché ricordiamoci che il piano nazionale di ripresa e resilienza scade il 2026 con somme già spese, rendicontate. Loro dicevano se valgono le regole che oggi sono in vigore in Italia, quindi per un investimento di 100 milioni di euro, giù di lì, insomma 100 milioni di euro ci vogliono come minimo 16 anni, noi riusciremo a spendere sì e no il 48% delle somme del piano nazionale. Quindi attenzione a sburocratizzare. Il Ponte Morandi e quindi la rivisitazione del codice degli appalti è una delle cose che serve necessariamente di pari passo alle somme stanziate, perché altrimenti l'apparato burocratico non ci permetterà di spendere le somme. Quindi il grido d'allarme che abbiamo lanciato al Presidente Draghi e al Governo è quello di sburocratizzare per far sì che queste somme possano arrivare a destinazione sia in termini proprio formali, quindi nel 2026, ma poi per dare effettivamente una risposta adeguata alle persone, ai cittadini che insomma si aspettano da questo comunque uno sviluppo. Certo, non solo i cittadini ma soprattutto le aziende che hanno la necessità di poter sviluppare quella che è la propria attività imprenditoriale. Io porto a volte come esempio il limite di alcuni fondi che vengono spesi anche a livello regionale e che spesso costringono l'imprenditore a rivolgersi ad altre forme di finanziamento che hanno un costo maggiore, sebbene in questo periodo, se pensiamo a cosa ha messo in campo Invitalia anche per i giovani o cosa stanno mettendo in campo alcune banche con misure dedicate all'agricoltura, spesso sono risorse che sebbene minori però riescono a essere spese, rendicontate, cioè più facilmente, sì. Però questo corre il rischio di un abbandono degli imprenditori verso quelle misure che sono ad esempio quelle del PSR, dove c'è una disaffezione verso questo tipo di investimenti che è Noi palese. Abbiamo ancora l'apparato burocratico del vecchio settennio della PSR, quindi insomma della politica agricola. Mi auguro che nel prossimo settennio, ma insomma in questo l'assessore Gallo l'ha sempre detto, ci possa essere e ci deve essere uno snellimento delle procedure. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una velocizzazione dei bandi, ma pur rispettando sempre e comunque le vecchie regole. Nella nuova programmazione, ecco, una delle battaglie che ci si pone è
delle procedure per la pubblicazione dei bandi, la partecipazione ai bandi molto più veloci e snelle. Anche, non è solamente per le somme di investimento, ma anche per le domande di pagamento. Insomma, se un agricoltore è storico e ha il diritto da anni acquisito con i titoli e quindi di entrare in alcune misure di pagamento a superficie, non si vede perché insomma bisogna fare questa continua ripresentazione di documentazione che sono in tutti gli archivi. Insomma, siamo nel 2021, si parla di agricoltura 4.0 e 5.0, non ci si può richiedere sempre la stessa documentazione. Assolutamente sì, questo è un auspicio, è diciamo, un cambio di passo che ci auguriamo tutti. Beh, un'ultima battuta, visto che lei non solo è senatrice in Commissione Agricoltura, ma è anche imprenditrice agricola, il Made in Italy. Spesso è un tema che in questa trasmissione, sia nella trasmissione che ci ospita, sia nella nostra rubrica è stato trattato, quindi diciamo che per la tutela del Made in Italy recentemente c'è stata la necessità di recepire una direttiva europea che riguarda proprio la tutela, cioè indirettamente riguarda la tutela del Made in Italy e che si collega anche al tema del Nutri-Score. Un'ultima battuta su questi due temi. Allora, diciamo che prima di arrivare proprio al Nutri-Score e al recepimento della direttiva, in Commissione Agricoltura circa un mese e mezzo fa abbiamo finalmente approvato il disegno di legge che riguarda proprio il divieto di vendita sotto coste a asta a doppio ribasso. Quindi questo è già un tassello che era stato richiesto nella direttiva comunitaria, quindi la possibilità di controllare che le GDO e tutto il mondo insomma, della commercializzazione non ponesse all'agricoltore delle condizioni di vendita impossibili che andavano sotto costo e anche insomma, queste aste a doppio ribasso. Quindi rispondendo a questa esigenza, nel frattempo abbiamo proprio qualche giorno fa recepito la direttiva e quindi ci sarà, insomma, perché entrata nel 2019 e gli Stati membri avevano 2 anni di tempo per poterla recepire, noi l'abbiamo recepita, sarà l'ente ICQRF ministeriale che effettuerà i controlli. Sappiamo insomma, che ci sono delle finalità specifiche da controllare, il rispetto dei tempi di pagamento, appunto aste a doppio ribasso, divieto di vendita sotto costo, il non rispetto delle contrattazioni, quindi elementi che se applicati, quindi anche la possibilità di denunciare da parte delle organizzazioni, anonimato nella denuncia, sono tutti punti che effettivamente non fanno esporre l'agricoltore da solo, l'imprenditore da solo, ma possono tutelarlo e contribuire, insomma, perché nella catena l'agricoltore è sempre il soggetto debole, meno tutelato. Ed è sempre quello che purtroppo non ha possibilità da solo di poter incidere più di tanto con grandi catene. Speriamo in questo modo di poter arrivare. Un altro tassello fondamentale che come gruppo di Forza Italia stiamo denunciando e speriamo di arrivare a una vittoria tra virgolette è la tutela del Made in Italy anche da attacchi tipo il Nutri-Score, cioè alla fine possiamo mai ammettere, abbiamo un Made in Italy che ci viene copiato in tutto il resto del mondo, quindi noi che facciamo qualità abbiamo da perdere, non paesi come la Francia che sostengono questo Nutri-Score. Alla fine Coca-Cola avrà etichetta verde, semaforo verde, e olio d'oliva, semaforo rosso, ma insomma sono beni anche tutelati nella dieta mediterranea, non è assolutamente ammissibile una cosa del genere, quindi non sono solo le somme che vengono richieste alla Comunità Europea e ai governi, ma anche la tutela del Made in Italy che si fa con legislazioni che rispettino i prodotti sui quali un'intera filiera, un intero comparto ha investito e continua ad investire. Bene, senatrici, io la ringrazio, il nostro tempo a disposizione purtroppo è finito e io vi saluto, passo la linea a Maria e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie Giovanni. Cari amici, vi ricordo alcune importanti scadenze. Vi ricordo che è iniziata la campagna 730-2021. Attraverso i CAF è possibile scaricare i precompilati e presentare la dichiarazione dei redditi. Il nostro CAF convenzionato è a vostra disposizione, sia per i chiarimenti che per l'elaborazione dei dichiarativi. L'INPS ha prorogato fino al 31 maggio 2021 la possibilità di presentare il REM, reddito di emergenza, per la verifica dei requisiti, la presentazione della domanda, nonché per la verifica delle ISEE e delle eventuali cause di esclusione vi offriamo il nostro completo supporto presso i nostri uffici. Infine vi ricordo che entro il 15 maggio 2021 presso i nostri uffici CA è possibile presentare domanda unica.
Inoltre sono attive le procedure per la presentazione delle misure a superficie del PSR Calabria, biologico, inerbimento e benessere animale. Sono tenuti a presentare domanda tutti coloro che sono in possesso di titoli PAC e fascicolo aziendale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci sul nostro sito www.icr Calabria, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Arrivederci alla prossima puntata.